saluto a tutti e benvenuti in questa magnifica sala. Oggi è il giorno anche della festa della mamma, perciò facciamo un augurio a tutte le mamme presenti e non, e un grosso applauso. E allora ci troviamo ancora in questa sala, come dicevo prima, per un evento un po' particolare. Fino adesso abbiamo ospitato sempre eventi culturali, informativi e anche commerciali, però questa volta è un po' diverso. È un evento nato presso il centro dalla nostra associazione Ciclamino, che diamo merito alla Ginetta, che è un vulcano di idee, ha avuto l'idea, diciamo, di all'inizio preparare qualche vignetta, magari per carnevale, per un compleanno, e invece dopo, tra virgolette, si è lasciata prendere la mano. Ha voluto, diciamo, ampliare il discorso, insieme aiutato da amici e amiche che facevano parte anche magari negli anni scorsi della filodrammatica, e hanno voluto mettersi in gioco per darci, diciamo, questi momenti di allegria e spensieratezza. Perciò io non mi dilungo oltre e vogliamo fare un grosso applauso anche a loro. Benvenuti anche da parte nostra presso questo bello e accogliente auditorium del Centro Polivalente La Roggia. Ci ritroviamo appunto in allegra compagnia, come dicevo, dopo qualche anno di pausa per desiderio di Ginetta Colbertaldo, che ha fortemente voluto proprio ancora una volta un pomeriggio di teatro, di rappresentazioni divertenti. Allora, assisteremo a queste divertenti rappresentazioni che ripercorrono scene di vita del nostro passato. Rivolgiamo un saluto affettuoso anche ad Enzo Alberton, regista ed artefice di tanti teatri e scenette, che ci ha sostenuti a distanza anche nell'avventura di oggi. Passiamo già al programma. Allora, nella prima scenetta, dal titolo Tre coppiette de veci che va al Marcà, vedremo tre coppie di anziani che, diretti al mercato, strada facendo, si fermano tutti in un'osteria. Assisteremo al dialogo che si svolge tra di loro, con battute incalzanti e botta e risposta. Poi i personaggi accoglieranno festosamente l'arrivo di un loro compaesano emigrato in Svizzera. Allora, brevemente vi accenno già chi sono i personaggi e gli interpreti. La prima coppia è composta da Checco, interpretata da Colbertaldo Ginetta Magatea, e poi Tonia, la moglie di Checco, da Monico Teresa Scagliona. La seconda coppia, Marietta con Boaro Agnese Rebeata e Bastianel Giovanni Premier. Poi ci sarà l'oste, che è Dan Anna Rosa Dal Moro, e ancora poi la terza coppia con Lucia, interpretata da Brun Anna Biroi, e Bortol Gazzola Pia Finea. C'è poi Momi l'emigrante, interpretato da Severino Artuso. Allora, intanto buon divertimento e poi ci rivediamo. Io un po' al Marcà ne compro due canto e nove e un canduì perché a go è il voto che perde vinto e fanno altri di sé e vinto è sacro. Era Tonia? Ah sì, perché mangiando
o un rotto di vino e fa sempre bene. Va bene anche la mattina che prima di lascio il campo, così da tira su, no? E me la forza. A te che con tutte le occasioni sono buone per fare il pugno. Prima di mangiare, mangiando e dopo mangiare. A te vivi massa volte al dì di mo. Buondì, veci. Buondì. A chi veci? No altri non sono veci. Noi siamo della terza età, ma non vecchi. Ognuno nei suoi anni, Sì, questo sì. Noi siamo fortunati che ancora potremo andare a mercato, magari potrei cambiare con le mie. Oste! Porta un poco di vino. E gotti per tutti. Sì. Donna, cosa ti compri tu stamattina alla casa? Ah, beh, io pensavo di comprarmi un bel di sopei e una travessa nuova per andare a messa. Emilia, sai che cosa che ne compro? Cosa? Un bel di topi, andare sul campo. E un bel cappello da festa per la rincesa. Oh, signor. Guarda, guarda chi che si vede! Guarda che compagnia di vecchi che sei qua! Guarda! Io non sono un vecchio. Luca, sempre compagno, e se sente un gaetto, anche se il cappello sei bene, da un tocco. Chico, anche a te. Buia tanta, ma forza poca. Buia tanta! Cosa hai detto dito? Come tutti. Buia tanta, ma forza poca. Papà, Lucia, sentivi qua con anni che bevevo un gotto di vino, dai. Evviva! E non dico te! Boh, mi agosto stomaco qualcosa che non va nessuno. Ecco, non so cosa che sia la categoria andare. Aspetta di quel buone, Ma per tutti. per tutti quanti. Oste! Dove sia? Graspa per tutti. Che sia buona però. Lucia, come va la salute? Come avuto che avrai cara, ha avuto dolore sulla schiena, dolore sulle mani, e cosa sia? Con la testa che mi sciopera quando mai te ne fa. E mi cari, a donna Fabrite. Davvero mia nonna? Su, finissima testa. Ma l'importante è stare bene, dai. Chico, stanno vedi con quel portello? Sì, boh. E sono contenta anche, perché il garrendù proprio bene. E gli va
3D de lardo, 3D de lardo, che per pensare i radici, quest'anno siamo a posto, vero donna? E chi non che avanzare, a rondere numeri. E col sangue un fatta a torta, qui figlietta e ueta. Ah, che buona che è torta. Tonia, è presente a te, dove ci portare? No, se desmentica del prete, no, che tu paura, che se desmentica del prete. Aveva portato ben martone, nausarea ai vicini di casa. Bene, ma se ora di andare a casa lì, perché mi averia da comprarmi anche un paio di tiranti. Marietta! Marietta! Ehi là, Marietta! Guarda che si buongiorno! parla, mia svizzera. Cari, Mami, come sei a caro? Come stai? Come sei proprio lì? manco. Vabbè, da qui a volta si è fatto bene per il tuo paese, che ben improvvisata. Stata proprio l'ho vista. Ciao, Mamma mia, che brava. e tu fatta fortuna, no? Altro che, vorrei che in Svizzera se sta bene sa io. Se lavora, ma se fa rana, lo dico mi. Importante. Sì. Mami, come si vive in Svizzera? E che lavoro sai che te fai? Ah beh, guarda, lavori là che ho fatto di tutte le sorte, Avevo fatto il murer, ho fatto il scarpè, ho fatto il falegname, ho fatto anche l'imbianchin. Sì. E il becchino, o che tu fai? Anche quello, a tempo perso, ho fatto anche quello. Guarda che il muore anche in Svizzera sei io che non credi. Sì, cari. Sì. Va bene. Ciao, ma. Ciao, e se c'è tanti schemi, mando. Guarda, non posso lamentarmi se sta bene e non posso lamentarmi se fa soldi. Ma scusami se io dico, ma magari mi sbrissi a qualche parola in svizzero, a se si è mesi che manco da casa. Vabbè, ma tu sei anche massa bravo, ti ricordate e tagliato dopo tutto questo tempo. Ciao, ma Marietta, a voi a secca e a bocca arsa che non vi sento più. Porta qualcosa da bere, anzi, 1 litro di vino e gotti per tutti, e che sia del quel buon. Vabbè, pronti siamo, vin per tutti. Vi per tutti. Sì. Come mai che te il Pina staglione che te che pensare che sono lì in Italia? Ah, ma non sapevi che mi ho maritato a procura? Cosa? Sì, e allora sono venuto a tornare a femminare. Sì, insomma, a se un po' da bassa, diciamo, del sotto di Bessega, ecco. E ora, ma per il resto, insomma, non me lamento, no? Ma, senti, Marietta, qua, una volta, a se cantava per ogni occasione di festa, a non che se mia seccata, no? No, qua si canta proprio a ogni occasione di festa. Oh, si mi piace. Senti gente, che cantiamo una bella canzone per farvi festa a noi. Sì, dai. Quel mazzo lì dei fiori che viene dalla montagna. Quel mazzo lì dei fiori che viene dalla montagna. E vada che non si bagna, che lo voglio regalare, vada bene, che non si bagna, che lo voglio regalare. Beh, a vi ringrazio proprio perché, guardate, mi hai fatto proprio una bella sorpresa. A me mi perfino commosso.
E volevo anche a me cantarvi una canzone che ancora mio papà mi insegnava quando che ero CEO e che quando che sono all'estero mi ricorda tanto il mio paese. Ho 20 anni e sono nato a San Zenone, un paese assai lontano, dove maggio è già tutto in fiore e a giugno matura il grano. Splendidi colli e vasta pianura, verdi le vigne e l'aria è pura. Splendidi colli e vasta pianura, verdi le vigne e l'aria è pura. Hai un tesoro che puoi restare al tuo paese, pregherò Dio perché possa ritornare anch'io. Io partì con la valigetta e in tasca poche lire, dissi addio ai miei cari in fretta, li vedevo un po' soffrire. Cercai fortuna in terre lontane, per il mio amore una casa, il pane. Cercai fortuna in terre lontane, per il mio amore una casa, il pane. Hai un tesoro Che puoi restare al tuo paese, pregare con Dio. Donna, a non senti dire che sul vostro paese c'è venuto un prete nuovo, è vero? Ah, sì, e lei è venuto a dare una mano al nostro prete perché non sta tanto bene. A me viene ancora da ridere a pensare cosa che mi ha raccontato con Mari l'altro dia. A sapere che quando che vi si feste grandi in questi paesi i parroci si chiama aiutarsi in quell'altro a confessare. Vi dico cosa che è successo sul nostro paese. Allora il parroco, che ormai è vecchiotto, e mi era insegnando altre femmine che te andavi a confessarte a dire gos brissa. Beh, gos brissa, ma mi capì cosa che intende. E così sto prete giovane va a confessare. A entra prima femmina, a che conta i suoi magagne e a fine gos brissa. Varento a seconda, anche quella, alla fine gos brissa. E così a terza e così a quarta. Col gas finì di confessare e lei partio e le nati in comune a parlare del sindaco. A dirgli che a sé una vergogna, che a sé una indecenza avere il paese quei strade tutte malciapai che i femmine. Questo sindaco, e se che ha fatto una ridata. Non stai tanto rida, che a caso femmina sta settimana qua, a se sbrissata 3 volte. Se fosse una sua uomo, mi avrebbe piacere fare il prete. A salire a parlare sicuro meglio di un po'. Poche vita mi vista mattina, confessare 4 femmine, mi avrebbe già fare, paradiso e anche un tocco di pane. Brava. E mi sarei nato per beh. confessare e femmine. Ah, è un bel vivere per sentirvene sempre e vivere contenti. A se che non ti è una casa, io se no
Allora, la seconda rappresentazione si intitola I compromessi sposi. Due fidanzati, non troppo svegli, chiedono al loro parroco di unirli in matrimonio, tra domande, risposte e una serie di qui pro quo. Allora, personaggi ed interpreti: padre Abate è interpretato da Severino Artuso, il fidanzato da Rigato Leonilde Rec, la fidanzata da Bordignon Rina Marchetta. Ecco, allora godetevi anche quest'altra scenetta. Perdoni nostro. Vedevo qua cosa che dice sti giornali. Industriale genovese finanzia le brigate rosse, le trame nere, le pagine gialle. Cosa finanzia questo? Un arcobaleno. E qua, guarda, preti senza scheghe. Oh, vediamo cosa dicono qua nella cronaca locale. Pericoloso bandito fuggito per le campagne. La polizia rastrella e i contadini ringrazia. Sì. Chi vuole essere a sta ora qua? Chi vuole essere avanti? Venite avanti. Oh, bravi! Pensavo che fosse che altri dopo. Cosa vuoi io da sto povero prete? Se io gli farmi a carità. Sentevi intanto. Ma se così parla se puoi ballare. E senta, reverendo, potrebbe farsi a grazia di consacrarci di un'or perenne col sacro veicolo del matrimonio dopo aver fatto le pubblicazioni? Te parli massa di fisi e toi. Parla picciaro e soprattutto da dove venivo che non ve conosco. La storia è una padre. Venivo da distante, siamo scampati di cara. Concorso. Ma siete addirittura in generasa nobile. E le voi che mi marina mica sono ancora più a terra. Sì, reverendo, ma alla fine l'amor trionferà e gli amici cadranno. Oh, di che guerra parli tu, caro tuo? Per modo di dire. Beh, insomma, se sto matrimonio si ha da fare e se farà. Però parla più forte e picciaro. Ma io dico sempre che parla ciao. Ma lui è lì studiato, e ha tanta scienza, ed è così poetico che quasi corriere da frete. Niente calma, caratosa, niente calma. Dunque, vuoi sposarmi, vero? Sì. Però pensi che sono a rifiuti, perché è una roba seria. Sì, padre Abate, mica lui tanto bene, perché ha guide al mare, e in montagna, e le vite Stefano. Tutto passa, cara Fioia, tutto passa. Sì, padre Abate, e anche le piscine. Sì, e galva. Cosa hai o il buffer? Il buffer cross,
Hai tanto bene. Vero? Allora, va bene, ho capito, ho visto anche, ma non se questo è il momento, Attenti allora, questa è una roba seria e bisogna che mi sappia tutta la verità. Dunque, ti giovanotto cosa dici tu? Ah, non sei d'accordo? Cosa tasi una scianta? Passa che il padre lui è manco finché non si maridai. Dunque, Prima sono stato sfolgorato dalla bellezza agraria della mia vita e dal suo profumo di stalla. mi a Maria scusa, ma per guarda. Come dite, padre? Ah, niente. Dicevo solo che se meglio andare avanti con le pratiche. Allora, carta e penna, pubblicazioni degli sposi. Andiamo avanti con le pratiche. E mettiamo nero su bianco. Allora, Titosa, dimmi il tuo nome. Mi metto nella grappa. Dove hai voluto che te metta? Vi sei un malinteso. Mi metta è il nome. Nella grappa è il cognome. Oh, strega, questa può mettersi una osteria. Allora, mi metta. Anche nella grappa è così. Nella grappa. Nata? Ma mi domanda se sono sua. Sta qua da numeri. Oh, cosa che è Titosa? Se sono bravo a dire che sono sua. Volevo dire in che paese? A Cassano che non mi fa cagne. Cassaneco, dove? Ma cosa scrivemo? Dimmi il di. 35 del 1950. E 35? No che sei? Ah, 30 del 5 del 1950. 30 maggio 1950. Bisogna che te parli picciaro se tu caratosa perché ti fai confusione e basta. E allora sentimi giovanotto, cosa è il tuo nome? Cesare, Ottaviano, Augusto, Benito, Zampino di Fontana. Giovanotto, mi voglio sapere solo il tuo nome e non quello di tutti i tuoi parenti. Questo è il mio nome. Sono un conte io. Non conta se ti sei un conte, lì mi serve il tuo nome e basta. Allora, dimmi intanto, è il cognome seu de Fontana? No, Zampillo de Fontana. Tutto attaccato. Zampillo de Fontana. Zampillo de Fontana, tutto no, ancora, che vedi io anche. Dato? Sì, a Cittadella. 14 del 2 del 1950. Febbraio Sì. 1950. Bene, visto che vi vuoi bene e se lo vede, voglio ricordarvi anche i vostri doveri di marito e di moglie. Il mondo genero caritusi, per cui una coppia giovane come voi altri, i settanti. Guardate il giornale per esempio, guardate il giornale, cose brutte cari, cose brutte, sucquerecce e soprattutto attenti alle compagnie poco pulite. Ma i nostri amici ce l'hanno tutti fatta. Parlo in senso morale, mai cedere tentazioni. Guai a altri se vetui qualche distrazione dopo marirai ti con altra e ti con altro, guai. Non sarà mai niente padre abate. Dopo di innamorarmi dell'altro, ha preferito stare a lui. Buona, che credo, lo capio. E speriamo che comprei tanti potei. Oh sì, padre abate. Fino a marirai mi scriverò a cicogna che mi importa 3-4 per de moglie e de biundi. Giovanotto, vedi di istruirla un pochettino sta cosa, perché mi pare un grio con sopra se a farla così. Non
Non si preoccupi, Ah, padre. manco mai. Ci penserò me. Lei non è capace di scrivere alla cicogna. Scriverò io, che sono studiato. Vabbè, non ho dubbi che ti scriverei. A sto punto vedo proprio che si maturi. E allora facciamo uscita. Mi adesso vi do benedizione e tornerò fra una settimana che mi mariderò. Intanto, se vuoi fare un'offerta per il campaniere, sì, come che sei. Ma veramente ho lasciato a casa il calcolino. Primo Cesare, Ottaviano, Augusto, Benito, Mussolini, andiamo a fare casse. Grazie padre Abate, grazie padre. E qui là, guarda come che va il mondo, sempre pronti a domandare piaceri, ma cos'è ora di sganciare qualcosa? Noi che sente, come fermo tirare avanti, così. Signore, mandami tu un assegno della tua bontà. Adesso, per permettere anche agli attori di cambiarsi e per avere un altro momento di intrattenimento, sentiamo alcune barzellette. Allora, oggi anche il raduno degli Alpini a Pordenone e ci sarà adesso con noi la Rina Marchetta che racconterà qualche barzelletta, cominciando con una lettera scritta da una mamma al figlio, in questo caso Alpino. Adesso la Rina fa parte della Lettera della scena. mamma al figlio Alpino. Caro figlio, ti scrivo queste poche righe perché tu sappia che ti ho scritto. Se ricevi questa lettera vuol dire che è arrivata. Se non la ricevi fammelo sapere che te la rimando. Scrivo lentamente perché so che tu non sai leggere in fretta. Qualche tempo fa mio padre ha letto sul giornale che la maggior parte degli incidenti capitano entro un raggio di 1 chilometro dal luogo di abitazione. Così abbiamo deciso di traslocare un po' più lontano. La nuova casa è meravigliosa, c'è anche una lavatrice, ma non sono sicura se funzioni. Proprio ieri ci ho messo dentro il bucato, ho tirato l'acqua e il bucato è sparito completamente. Il tempo qui non è troppo brutto. La settimana scorsa ha piovuto 2 volte. La prima volta per 3 giorni, la seconda per 4. Ti voglio informare che tuo padre ha un nuovo lavoro. Adesso ha 500 persone sotto di sé. Taglia l'erba nel cimitero. A proposito della giacca che mi avevi chiesto tuo zio Piero, mi ha detto di spedirtela con i bottoni. Sarebbe stato molto caro per via del peso dei bottoni. Allora li ho staccati, se pensi di riattaccarli li ho messi tutti nella tasca interna. Tuo fratello Gianni ha fatto una grossa sciocchezza con la macchina. È sceso
Sì, perché hai domate l'umiltà. Domati, ma fuori superiore, magari che vedete che sono domati. Ma rento a superiore e fa, oh la nostra amata superiore, vai buona benissimo. Pirino che gli dice a sua mamma, ciao mamma, se è vera che quando che si muore si diventa polvere? Sì tesoro. E tale una sciata e fa, ciao mamma, ho sentito che compone che sono del melette che sia morto. Buongiorno a tutti. Avevo sentito forse che è successo all'anno Bortolò da Casoni. L'avevo sentito? No. L'anno Bortolò, dopo che è andato con i suoi amici sulla osteria di Vessega, tornando a casa con il sottoquino, sulla curva, forse il correva la Santina Massa, e il gas sbandato. È andato a fracassarsi sotto solo un taipò. Arriva dopo poco la Duguerza, i carabinieri e anche il vigile dei Casoni. Quando che si è reso conto che era proprio morto, si ha incaricato il vigile di andare dietro a sua figlia. Il vigile parte, il va, il buscia, avanti, rientra. E cata sua femmina che si deve per patate. Signora, goda con da dirgli una brutta notizia. Suo marito aveva un piccolo incidente. O sapevo che per ogni dì combina una di roba. E intanto appena petate. Ma signora, guardi, che se suo marito è piuttosto grave. E intanto è appena petate. O dicevo mia, dice che qui una volta è altra, si rompe l'osso del collo. Signora, a guardi, che suo marito sei morto. Salta su, con gli occhi fuori dalla testa, e le dice, ma per cosa non poteva dirmi prima? Così gli ero scuso da piare tutte queste patate. Grazie. Allora, una scena del genere, però con tutti i protagonisti viventi, diciamo, è capiterà tra poco ad un puro ubriaco che arriva a casa ad ore piccole. Allora, Ore piccole infatti è il titolo della terza farsa e l'interprete sarà Rigato Leonilde e farà l'ubriaco Rigato Leonilde Rec. La guardia è Severino Artuso, la moglie dell'ubriaco col bertaglio Ginetta Cesare. Adesso assistiamo a questa terza divertente scenetta. Ancora buon divertimento. Non siete, la rivoluzione l'avete evoluta e la guerra l'avete perduta contro di noi, nessuno vincerà. Che siamo? Poche storie, giovanotto. Siete in contravvenzione per schiamazzi notturni. Declinate le vostre generalità. Ostrica come che parla di fisce. Ma missione non sono mai stato neanche caporale, altro che generale. Il vostro nome.
te copa, felice te copa. Felice coppa, questo mi sembra di ricordarmelo. Vostro padre? Sta ben, grazie. Ma come? Se solo ieri mi avete detto che erano... Ma si capisce, prima stava a pedo. Povero diavolo. E se pensi, signor Vigile, che il dottore che ha fatto l'analisi chimica del figato e in realtà è il 75% di Clinton e il resto 35% di raspa. Adesso sta meglio il paradiso, no? Talis pater, talis figlio. Sentite, vostra madre? Fumava! Cosa importa a me se fumava? Come si chiamava? Come si chiama? Fumava! Mava si chiamava! E adesso sei morta anche io! Refrescanti in pace a me! E sentite qua. Se non state fermo, Gambe la tieni su! sentite, siete ammogliato. Oh caro! Non so chi è un baccalà se tu pensi che Hola! Chiedo se avete moglie. Sì? Una trentina! Cosa? 30 mogli avete? Oh, ma sì tu! Ah, meno male. Volevo dire che sei una trentina da Trento! Siete ammogliato con prole? Oh, no! Con mia Marietta! Chiedo se avete prole. Porca miseria, cosa sia sta prole? I figli sono. Figli. Dice il figlio no! Allora sì. Ho un prolo e una prolla. Professione? Commerciante e benefattore dell'umanità. Cosa? Sì, commercio in valuta estera e quando che capita in borsa. E con mestiere simile voi volete dire che siete un benefattore dell'umanità? Sicuro po'! Guarda sta gente qua come che ride e mi spae! E riso fa buon sangue! E buon sangue fa mia salute! E per questo, quindi, mi sono un benefattore dell'umanità! Oh. Bene, sentite giovanotto, sarebbe questa l'ora di tornare a casa. Ma mia, sono bel che li va! Ok. Un minuto che tiro fuori la chiave. Ma cosa state combinando? A chiave o ben che cattata? Ma ho perso il buso del Sara 1. Date a me, lasciate fare a me. Ma non vedete che questa non è la chiave, è un toscano. Cosa volete fare con quello? Porca miseria! Ma io ti scassea. A chiave e il toscano. Ma dovete che ho fumato a chiave? A sfidami che non la tirava. Bene. E allora adesso cosa pensate di fare? Facciamo a me femmina. Vabbè. Bevo un'ombretta.
ma siete così in servizio? La chiama sta moglie o no? Momento. Marietta. Marietta. Ma a che piano sta? Allarme all'ultimo piano. E la chiama così a bassa voce, non la sentirà mai. Ma è Tasa che se si sveglia e mi dà una carga e pacche. Che mi sembra il minimo, Hai anche una gamba di legno per donda. Magari. Aiuto! Figliamo! Dove sei tu stata, signore? Dove sei tu stata, signore? Che vuoi sapere? A Bauco, Don Bauco! Sono stato a vedere Dio! 2 contro 1! Anzina vergogna mazza! Senti! Guarda come che te si consa! Panteo! Che è un Bauco! Signora, davanti alle forze dell'uomo. Non capisco l'osta! Sono stato a vedere Dio! 2 contro 1! Oh. Dimmi, qua, 2 contro 1, dimmi chi che sei stato. Vuoi sapere? Dimmi chi sei stato. Un minuto che io penso. A graspa e vincrinton. A te fai anche spiritoso, brutto da un bauco. Non ti deve... Aiuto! Signora, stia. Mi sono subito. A te vieni adesso letto, passa su e dopo non mi conti i pantaloni. Passa su. Vergognati. Guarda come si può avanti. Adesso sono ammoliato sul serio. Vengo per questa notte. Ma se meglio che mi viene via se Ovidio. E vengo anche volentieri ospite dello Stato italiano. Ecco sì. Piuttosto dei nedo con questa bestia qua. Per completare un po' tutta la giornata, tutto il pomeriggio, la compagnia teatrante eseguirà alcuni canti così per intrattenervi, ai quali potete partecipare anche voi. Cominceranno con la canzone Sono tutte belle le mamme del mondo, visto che oggi è la giornata, è la festa della mamma, come ha già detto Romeo all'inizio. E facciamo ancora un applauso alle mamme qui presenti e anche a quelle che sono a casa. Bambino si stringono al cuore, sono le
Immaginava, quindi bomba, dire la cosa che vedo mi fa
niente, ma... la stringeva il petto, con gli occhi bianchi e neri, se la stringeva il petto e la baciava. Adesso accogliamo ancora una volta la nostra cara Ginetta Colbertaldo, Cesare Bagatea, come vogliamo chiamarla, la nostra grande Ginetta, che ci dirà due massime di filosofia e di vita. Sono un'anziana, ma non mi sento vecchia, perché faccio lavorare sempre la mia testa. Ma non importa se siamo vecchi e se in bocca me manca denti, ma dentro il cor non sentimo lamenti, perché avevo tanta ama e tanto sacrificato, e per questo Dio mi ha sempre aiutato. E se Lui lo vorrà, qualcosa ancora faremo per la nostra comunità. Gli anni noi li abbiamo, ma non li dimostriamo. Il segreto è, vivendo lieti e contenti, allegri e sorridenti. Un'ora di buon umore fa bene il nostro cuore. In allegria e in sana compagnia, noia, malanni. E cosa vuoi da fare? In andar via. Hai capito? Noia, malinconia, scampa via. Così la vita per noi altri a scuole leggera e per noi altri è sempre primavera. A tutti un grazie di aver partecipato e ora un forte battimano al caro Enzo Alberton, il nostro caposquadra, sempre stato. Che si alzi in piedi. Enzo, che si alzi in piedi. Enzo, in piedi che ne battiamo avanti. Il nostro sempre conquista per tanti anni. E così quest'anno non abbiamo qua, ma abbiamo sempre presente qua. Enzo, grazie sempre di tutto e arrivederci e grazie a voi altri di aver partecipato. Possiamo adesso accogliere i nostri attori e salutarli, ricordiamo un po' i ruoli che hanno avuto. Allora, Colbertaldo, Ginetta, Cesare, che ha interpretato Checco e la moglie dell'ubriaco. Prego, Ginetta. Monico, Teresa Scaglione e ha interpretato Donna. Poi Giovanna e Nina e Beata che hanno interpretato Marietta. Giovanni Pigné, Roberto Bastianelli e il narratore. Anna Rosa Dannoro che ha fatto l'oste. Brun Anna Bedina Lucia.
Angelino Artuso con 3 ruoli, Momi l'emigrante, il padre Abate e la guardia. Monsignor Villa Marchetta che ha fatto la fidanzata e ha interpretato per noi il suo barzellette. Michele Alberton e Adriano Bortolò. E adesso credo sia arrivato il momento giustamente di dare la parola alla nostra Elisa Muffini, la nostra dottoressa coordinatrice del centro polivalente La Roggia. Grazie, buonasera. Ecco, sono contenta di vedervi in tantissimi perché mentre preparavano lo spettacolo erano un po' ansiose. Ho detto qua chissà chi viene, invece per fortuna siete tanti e ecco, volentieri siete venuti a vedere questa bella iniziativa. Devo ringraziare i nostri attori che sono partiti da una richiesta molto semplice. Avevo chiesto loro di fare 2 o 3 cosette divertenti da fare il giorno di Carnevale. Poi per Carnevale non erano pronti, hanno detto beh già che ci siamo facciamo una cosa in grande, andiamo in auditorio, poi inauguriamo anche noi questo spazio che abbiamo e che è così bello, e quindi sono venute e hanno fatto tutta questa cosa che avete visto oggi. Mi pare che insomma sia venuta una cosa anche bella, carina e ben strutturata. Devo ringraziare allora Ginetta che è stata l'anima che ha portato avanti questa cosa, che si è impegnata a fondo nel trovare gli attori, nel cercare tutti i materiali di scena e tutto quanto, ma anche gli attori che sono venuti un sacchissimo a provare, sono venuti tutti i giorni questa settimana, hanno trovato il tempo per venire a provare. Patrizia e Severino che hanno seguito i nostri attori anche da un punto di vista così delle scene, Enzo che li ha aiutati da casa insomma con il pensiero e con i suggerimenti telefonici che ogni tanto sentivo che si passavano, ecco, e tutti quelli che poi hanno contribuito anche alla realizzazione effettiva della giornata di questo pomeriggio. Ecco, sono contenta di questa occasione perché le signore erano partite con un progettino piccolo, ma poi hanno detto beh, se lo facciamo un po' più grande magari viene qualcun altro vede che il nostro centro è bello, che nel nostro centro si fanno cose anche divertenti, non solo cose da vecchi, perché i vecchi non sono mai venuti, qui non ce l'ho, e ora mi tocca con questi giovani che ho qua fare le attività con loro, e quindi sono felicissima di questa cosa. Speriamo che diventi una cosa stabile, che pian pianino possiamo portare ogni anno una giornata così di teatro, di musica e di festa, organizzata proprio da coloro che tutti i giorni sono qui al centro e che vengono a giocare e a stare insieme, come ha detto Ginetta prima, a far passare la noia, la malinconia, passando un po' di tempo insieme così in semplicità. Ecco, grazie all'amministrazione comunale che ho visto presente anche prima con qualche rappresentante e che ci ha dato l'opportunità di avere questo spazio e questi momenti, e grazie a tutti voi per essere venuti oggi, insomma. Bene, buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Allora, per finire, prima di ringraziarvi per la vostra bella partecipazione e anche per averci sostenuto con i vostri applausi e il vostro affetto, allora ci è arrivato un bel mazzo di fiori come apprezzamento per tutto il gruppo, ma da consegnare specialmente a Ginetta Colbertando proprio come ringraziamento per queste rappresentazioni e questa compagnia. Io faccio un ambasciatore molto volentieri. Grazie ancora a tutti voi, adesso abbiamo terminato.
Grazie ancora. E ora Giacomo, il teatro di anziani bello, è ancora più bello, sento perché? Perché ieri ero stata una settimana, 10 giorni prima, e non era nessun principio da poter fare teatro perché era proprio a terra, ma la Ginetta ha insistito e forte prove mestieri, che è serio sì, una roba che ha divertito la gente, specialmente qui che non ha mai visto niente delle nostre scenette che abbiamo fatto anni in Rio sul palco, no? Qui che non ha mai visto niente, a Ghigliera da Trio di me che faceva che ridate, chissà aveva un mondo. Comunque complimenti a tutta la compagnia, vuol dire che, come che diceva il Monsignor, sento cosa che diceva il Monsignor, quando che l'acqua tocca i calcagni, si para a nuotare.